È la prima volta che affrontiamo il gruppo delle Ponze sopra i laghi di Fusine. Tanto per iniziare facciamo quella piccola. Diversamente dai nostri percorsi abituali, questo è un tracciato molto frequentato, ma che si trova in uno dei luoghi più affascinanti della regione. I laghi di Fusine, con le loro acque limpide, i boschi colorati e le cime rocciose che li circondano, offrono uno scenario di rara bellezza. Da Tarvisio, prendendo la Valle Romana, raggiungiamo il lago inferiore. Oggi il nostro percorso si svolgerà quasi tutto sul sentiero 512. Solo un piccolo tratto verso la Porticina prenderemo il sentiero 512A. L'ultimo tratto, per un centinaio di metri, raggiungeremo la cima fuori traccia. Partiamo che è ancora quasi buio, ma quando raggiungeremo la meta il sole sarà già alto. Poco prima di giungere al lago c'è la partenza del sentiero, un sentiero molto frequentato e ben tenuto. A quota 1284 raggiungiamo il monte Svavezza, col suo magnifico panorama sui laghi. Davanti a noi imponente la magnifica cima del monte Mangart. Ancora un punto panoramico, a quota 1637. Da qui si può vedere Tarvisio e la Valle Romana che va oltre il confine. Un breve tratto qui purtroppo è franato. È stato fatto un bypass che sale ripido e scende dall'altra parte. Procediamo sempre sullo stesso sentiero fino a raggiungere l'incrocio col 512A. I colori autunnali giallo-dorati della foresta sono veramente incantevoli. I larici spiccano tra gli abeti e le latifoglie. Fa abbastanza freddo in questo tratto, il terreno infatti è ancora gelato. Percorriamo in salita il canale che divide la Ponza Piccola dalla Ponza Grande. È un ambiente da fiaba, continuiamo a fermarci facendo foto. L'ultimo tratto, un centinaio di metri di dislivello, è fuori dal sentiero CAI. È un sentiero leggermente esposto ed anche impegnativo. Sulla cima notiamo che ci sono già altre persone. Un bel gruppetto. Siamo in cima e troviamo un gruppo di escursionisti sloveni che sono saliti dal versante opposto al nostro. Loro scendono e ci lasciano lo spazio per noi, che è veramente esiguo.
Davanti a noi la Ponza Grande, il Mangart e il picco di Mezzodì nascosto dalle nuvole. Sul lato opposto la Val Romana e il confine con la Slovenia. Siamo sulla linea di confine. Sono versanti molto ripidi che scendono da entrambi i lati. Procediamo per la discesa, per risalire poi per un breve tratto verso la Porticina. Un stretto canalino ci porta verso la piccola sella della Porticina. Da lì un sentiero scende verso il versante sloveno. Il gruppo degli escursionisti sloveni è passato da qua, provenendo da Tamar. Ancora qualche foto e poi prendiamo la discesa verso la dorata foresta dei Larici. Eccoci qua sul famoso Ponte delle Ponze, che voi tutti sapete dov'è, vero? Ecco, venite a vedere la Ponza così vedete il Ponte delle Ponze. Prendiamo il sentiero che porta verso lo Zacchi, non prima di esserci fermati alla capanna Ponza. Ancora un punto panoramico sopra la foresta dell'Alpe Vecchia. Alle nostre spalle le Ponze e lo Strugova. Passiamo il rifugio Zacchi per scendere poi verso i laghi. Se vi piacciono i video di questo canale iscrivetevi ed attivate la campanella. Sarete avvisati delle nuove pubblicazioni.
Passati i laghi raggiungiamo in breve il punto di partenza.